L'Ancona, specialista in pareggi esterni, vede svanire la speranza di uscire imbattuto anche dall'Appiani a 11 minuti dalla fine, quando un vistoso fallo di Ceramicola ai danni di Simonini induce l'arbitro a concedere il rigore che spiana la vittoria al Padova. Il 3-1 finale per i biancoscudati ci sta tutto, per la supremazia territoriale durante tutta la partita e per le numerosissime conclusioni, soprattutto nel secondo tempo, vanificate solo dalle prodezze a ripetizione del portiere ospite Vettore. Il Padova passa in vantaggio a 5 minuti dalla fine del primo tempo con Ciocci prontissimo a sfruttare un'indecisione dei difensori dell'Ancona e a superare Vettore con una conclusione angolatissima. Ma la reazione degli ospiti è immediata. Benevelli ribatte alla grande una punizione bomba di De Stefanis e 2 minuti dopo nulla può sulla conclusione vincente di Lentini, che purtroppo non possiamo documentarvi per un improvviso incidente tecnico. Nella ripresa il Padova accentua la pressione, l'Ancona si difende con ordine e con qualche ruvidezza di troppo. Saranno 4 alla fine gli ammoniti in maglia granata, ma a 11 minuti dal termine Simonini, caparbiamente lanciato all'inseguimento di un difficile pallone, viene atterrato in area da Ceramicola. Dal dischetto trasforma lo stesso Simonini, che 7 minuti più tardi pesca nel suo repertorio questo gol da incorniciare. Il Padova coglie così il 10° risultato utile consecutivo e continua a volare sempre più in alto, mentre i tifosi sognano la Serie A.